Allora, avete visto, non l'ha detto tanto tra le righe, ma l'ha detto chiaramente, il rischio che c'è di importare delle specie animali che tante volte non sono proprio autoctone, ma sono delle specie che sono carine, sono belle da tenere in appartamento, anche rettili, è tanto frequente adesso farlo con ogni tipo di animaletto, però poi liberarsene, perché per carità, uno dice non voglio ucciderlo, è vero, è un peccato, però forse rivolgersi magari a degli zoo o a qualche, ci sarà qualche entità, o lo stesso WWF che magari fa delle raccolte separate, non lo so, di questi animali, però liberarli in natura può essere veramente rischioso, perché ci possono essere delle specie che sono aggressive nei confronti di quelle locali e alterano completamente gli habitat, si ripopolano magari con estrema facilità e poi i guai sono anche seri, ne abbiamo visti anche diversi esempi, diversi casi, ci sono zone che sono state ripopolate da specie tra virgolette aliene e che subiscono anche dei danni ambientali importanti. E allora, tornando invece a danni, non danni ambientali, ci racconterà i danni ambientali, invece vediamo un po' altre specie che ci sono, che possiamo trovare. Quindi una è la tartaruga. Altre specie, poi passiamo a parlare animali che non si vedono perché sono notturni, ma che frequentano l'oasi e grazie a delle fotocamere piazzate nell'oasi siamo riusciti a riprendere e quindi avere il dato certo di presenza, sono le volpi, i tassi e le faine. Presente anche la donnola, che è un piccolo mustelide della stessa famiglia del tasso e della faina, che però è difficile da riprendere con le fototrappole, si è vista ogni tanto passare per i sentieri dell'Osi, però sono animali di difficile osservazione appunto perché notturni. Invece quello che il visitatore può ammirare e osservare sono gli uccelli, i veri protagonisti di queste zone umide palustri. E per parlare di uccelli partiamo magari parlando dei più colorati e belli da vedere e non neanche di troppa difficile osservazione, spesso anche obiettivo di fotografi perché sono proprio belli, e sto parlando del martin pescatore. Il martin pescatore è un uccello stanziale, vive tutto l'anno nelle zone umide dove può reperire il suo cibo preferito, che sono piccoli pesci, dai latterini o comunque pesci di piccola taglia, e nidifica sulle sponde sabbiose, possibilmente, quindi su alti argini che non sono soggetti a sommersione. Che colori presenta? Come è Il colore del martin riconoscibile? pescatore è un azzurro blu metallico, meraviglioso, con il petto rosso e varie sfumature comunque di questo Quindi azzurro eccolo intenso. questo, Questo è il martin pescatore, esatto. quindi anche, è piccolino insomma, È piccolino però bellissimo. ed è veramente bello. Velocissimo. Velocissimo, Velocissimo. difatti spesso si sente il verso che Teniamo spesso, l'immagine così anche che spesso impariamo qualche cosa, che è il martin esatto, pescatore. spesso emette un verso prima di partire in volo, quindi si sente questo suono e poi si vede una freccia azzurra partire. Ma è frequente o via di estinzione? Non è, allora, è tutto legato alla disponibilità di spazio, non è in via di estinzione, ma è in contrazione perché gli habitat in cui vive sono in diminuzione e quindi le oasi diventano uno strumento importante per la conservazione di questi animali. Di che cosa si Di nutre? certo in centro città non lo No, troveremo, infatti, lo troviamo ancora Sì. nelle campagne dove i fossati sono mantenuti con una certa naturalità e nelle oasi dove appunto possono trovare lo spazio di vita. Cito un'altra oasi del WWF che appunto è gestita dal WWF Venezia, che è l'oasi delle Cave di Noale, dove il martin pescatore è ben osservabile. A Valle Averto anche, e, e quindi insomma è un bel vedere, davvero un bel vedere. Beh, immagino. Sì. Sa di che cosa si nutre? Sì, in realtà il martin pescatore lo vedete anche in centro a Padova, perché più di No, qualche dai. caso. Sì. Eccolo, guarda che bellissimo proprio. Io non so, il ponte che c'è di fronte alla stazione, cos'è? Il Corso del Popolo, quella strada Sì. principale, ecco lì dal ponte più di qualche volta mi è capitato di vederlo Ha un pescare occhio lì. acutissimo, io non l'ho mai Però visto. bisogna saperlo cogliere. Sì. Allora questo si tuffa in acqua, usa dei posatoi, dei rametti o qualsiasi cosa che sia sporgente sull'acqua e lo usa come punto d'osservazione. Quando passa
la preda, il pescetto. Questo è in questo osservazione adesso lui. si tuffa in acqua completamente, si immerge completamente e va a catturare il pesce. Eh, Ci sono delle foto bellissime di un fotografo che era a suo tempo direttore della rivista Oasis, che per primo era riuscito con una macchina fotografica non digitale, ovviamente non con le tecniche di adesso, a fotografare per primo con una macchina anche di grande formato, una 6x6, una Hasselblad, proprio tutte le varie fasi di cattura del pesce da parte di Martin Pescatore. Bellissimo. Parliamo degli anni 80, insomma. Però se appunto è un animale così particolare, risente degli habitat inquinati? Sì, ha È bisogno, delicato sicuramente oppure questo si animale adatta? qui per poter chiaramente pescare ha bisogno di avere una certa limpidità dell'acqua, perché sennò non riesce a scorgere le prede. Questo è il primo problema. È quello che ha Chiaramente pescato. nell'acqua, ecco, nell'acqua deve trovare anche del pesce, quindi nelle acque molto inquinate non trova Comunque cibo. acqua salata, No, no, acqua acqua dolce. dolce. Acqua E dolce. anche debolmente salmastra, riesce a vivere anche... Quindi laguna può andare Lo bene, si trova insomma. anche in laguna, no, anche salmastre, perché credo che anche nell'isola di Laguna è Sì. segnalato, anzi sicuramente è presente, Sant'Erasmo, Ah. Burano, sì, sì, c'è... sì. Quindi questa è una specie che comunque che Sì, esiste, che vedere presente. si vede abbastanza facilmente, non è facile da vederlo perché appena anche questo scappa subito, però emette questo fischio un po' particolare. Se uno viene in Valle Averto ne sente molti, quindi poi si abitua Sì, al suono. al suono, esatto. Infatti magari, ecco, queste sono due specie, Sì, giusto? sì, Due esemplari. uno che non- scambio, probabilmente un maschio e una femmina con uno scambio di cibo. Di cibo. Infatti, periodo ma erano dei colori riproduttivo. stupendi comunque. Sì, sì. No, ma infatti la caratteristica, cioè la particolarità è questa, che tante volte magari in natura, in un bosco o quant'altro, possiamo sentire dei rumori, degli stridi, di qualcosa, ma non riconosciamo da dove provengono, no? Quindi questa è la cosa anche particolare. Le lasciamo perdere, magari sono delle specie animali particolarissime e poi bisogna avere l'occhio, perché magari... L'abitudine all'osservazione, all'osservazione e all'ascolto, perché tante volte non ci si accorge di un mondo che abbiamo attorno perché non ci si ferma e non si dedica appunto un po' di tempo ad osservare. Basterebbe anche solo, io ho iniziato così da giovane naturalista, a osservare fuori dalla finestra di casa. Io abito in un paese non troppo vicino, non troppo lontano da Mestre, quindi zona urbana, ma solo osservare fuori dalla finestra quello che succede sull'albero di fronte e cominciare a osservare che ci sono specie diverse di uccelli che frequentano una siepe, già quello mi ha portato a incuriosirmi per andare a capire che specie erano quelle che frequentavano quella siepe e a capire che c'è la cinciallegra, la cinciarella, oltre al passerotto che tutti bene o male conoscono, il merlo e così via. Insomma, un mondo che però se non abbiamo l'abitudine all'osservazione semplifichiamo Che forse bisogna far acuire, lo si vedeva dalle immagini all'inizio, i bambini, no? Fin da piccoli, perché hanno una sensibilità spiccata, hanno i sensi più allerta, sono più creativi, fantasiosi. Infatti è molto bello e mi piace appunto portare l'esperienza delle attività che facciamo con i ragazzini, perché quando appunto soprattutto i piccolini della fascia primaria, delle scuole primarie, quando si portano in oasi a fare osservazione e gli si dice bene ragazzi adesso iniziamo a osservare la natura, osserviamo quello che si muove, e lì si scatena il finimondo. Cominciano a osservare ragni, insetti dai più infinitesimi a quelli un po' più grossi, osservano qualsiasi cosa che si muove e hanno una curiosità che è difficile contenere. Allora il ruolo della guida, dell'attività che facciamo è quello di guidare l'osservazione, perché sono molto vulcanici e vedono davvero tutto, ma hanno poi magari il problema di capire quello che stanno vedendo, perché sono più che altro attratti dalla quantità di organismi viventi che li circonda. E quindi poi incanalare questa loro curiosità e dargli un senso, un nome e una conoscenza, ecco, quella è l'impresa davvero un po' più difficile. È quello che facciamo con le attività di visite guidate e di educazione ambientale. Più facile con gli adulti o con i bambini? Ma
facile non è la parola, non so. C'è più soddisfazione? Ma dipende che un po' dalle giornate, perché a volte, dicevo, ci sono delle giornate dove le condizioni meteo impediscono di vedere gli animali. È la natura. Ecco, che quelli che poi richiamano di più, no? Noi chiaramente abbiamo di solito molti uccelli, le anatre, ma non solo i passeriformi, ma se uno non ha un binocolo, non sa cogliere il volo in quel momento, infatti non riconosce il verso che fa l'animale, o ci sono delle condizioni particolari per cui c'è molto vento e gli animali non si muovono, uno fa il giro e dice no, non c'è niente. In realtà non è vero che non c'è niente, perché magari, non so, le anatre sono tutte ridossate su una stretta, dietro una stretta isola, e magari ce ne sono centinaia se non migliaia, perché sono al riparo del vento. Bisogna sapere andarle a vedere, cioè capire dove sono. In effetti il valore aggiunto della visita guidata, noi in Oasi in periodo primaverile estivo permettiamo la visita libera nell'Oasi, ma consigliamo vivamente la visita guidata, perché la visita guidata consente al visitatore di osservare anche quello che non è evidente e immediatamente visibile. La guida sa soffermarsi sul suono e quindi magari fermare, guardare attorno, fermare il gruppo, guardarsi attorno e osservare l'animale che ha prodotto quel suono, e allora si riesce a mettere il visitatore in contatto con questi che invece un visitatore distratto non percepirebbe. E quindi ecco l'importanza della visita guidata. Poi ora, in particolare nel periodo invernale invece, quando la stagione venatoria è ora appena iniziata e comunque per tutto il periodo della durata della stagione venatoria, le visite libere le evitiamo. Dentro nell'Oasi, all'interno dell'Oasi. C'è la stagione venatoria? No. C'è un discorso da fare un po' più ampio e complesso, perché uno dice ma come? È un'Oasi protetta? No, è un'Oasi protetta e noi proteggiamo gli animali che stanno nell'Oasi, ma la stagione venatoria i territori di caccia si estendono al di fuori dell'Oasi, dal confine dell'Oasi in poi. Quindi la fauna, l'avifauna, gli uccelli, le anatre sono disturbate molto da questa attività venatoria e si rifugiano nell'Oasi. Cosa succede? Se un visitatore gira liberamente per l'Oasi e trova una gran quantità di uccelli, ma li mette in fuga, basta un'anatra che si alzi in volo, che si alza tutto il lago di anatre. E queste escono dal territorio protetto per andare in un territorio dove invece la caccia è aperta. Questo è il rischio della visita libera. Cerchiamo di evitare la visita libera nell'Oasi nel periodo venatorio, per evitare che il disturbo all'interno dell'Oasi, l'unica zona dove questi animali possono stare tranquilli, ecco, cerchiamo di evitare questo disturbo. Queste sono cose molto interessanti, piccole strategie che un profano non ci pensa proprio. Il nostro ruolo principale è la conservazione. L'Oasi ha come scopo la conservazione, la tutela degli animali, quindi le visite sono regolamentate, ci sono delle regole da rispettare e l'obiettivo non è un parco pubblico, l'obiettivo è quello di dare una tranquillità, uno spazio vitale tranquillo agli animali che la frequentano. Perfetto. Allora, in pubblicità nuovamente pochi secondi, poi vediamo altre specie protette.